Le fortissime e insistenti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute questa mattina tra Ponte di Piave e Zensò si sono allungate anche oltre il fiume nel Veneziano, provocando ingenti danni nel territorio di Noventa di Piave. Particolarmente colpita la zona industriale di Via Calnova, dove sono volate lamiere e pezzi di coperture dei capannoni. Ad avere la peggio lo stabilimento della Cattel Alimenta. Qui il vento ha scoperchiato parte del tetto, staccando le lamiere e scagliandole giù nel piazzale e lungo la strada, fortunatamente senza colpire nessuno. Ha scoperchiato tutta la parte di là verso l'autostrada e come avete potuto vedere la parte diciamo, della copertura è tutta qua. Fortunatamente è venuta dalla parte dello stabilimento verso la strada, non verso l'autostrada, altrimenti potrebbero esserci stati dei danni anche molto importanti e potrebbe esserci stati anche dei feriti. Insomma. Non ancora quantificata l'entità di danni subiti, sicuramente ingenti. Interrotta l'attività dello stabilimento per consentire la riparazione provvisoria del tetto. I dipendenti sì, abbiamo mandato via tutta la parte degli uffici, abbiamo messo tutta la parte dei quadri elettrici in sicurezza e in questo momento c'è una squadra sul tetto che stanno ripristinando al meglio diciamo, il tetto, anche se poi dopo necessiterà un intervento radicale. Insomma. Ecco, dobbiamo capire soprattutto la copertura, insomma, l'entità del danno insomma, è notevole. Ecco, la prima volta che subite danni così ingenti? Sì. Non solo le attività industriali, colpita anche l'agricoltura. Diversi infatti i vigneti piegati o completamente abbattuti dal forte vento o compromessi dalla grandine che ha bersagliato i grappoli al punto da pregiudicare seriamente la prossima vendemmia.